buonasera e bentornati al Focus TG. Continuiamo la nostra lunga edizione straordinaria in diretta ormai da questa mattina per raccontarvi cosa sta succedendo in Veneto con l'emergenza coronavirus. Abbiamo visto prima il presidente della regione Luca Zaia che invita con parole molto ferme i cittadini a rimanere in casa, tutti noi a rimanere in casa, a non spostarsi se non è davvero necessario. E in questa situazione anche di disagio diffuso, i medici di base diventano un punto di riferimento indispensabile per le famiglie. Siamo andati a parlare con i medici di base vicentini per capire qual è la loro posizione. La corsa di Covid-19 dall'Asia, senza contare la Cina, arrivando in Europa, scalando rapidamente il nostro paese, che balza in pochissimo tempo in testa per contagi. La simulazione grafica è impressionante, ci fa capire come il virus avanzi senza sosta e velocemente. L'unica arma al momento sembra essere l'isolamento. Sanità pubblica chiamata ad uno sforzo eccezionale. A Vicenza l'Uslotto conta i posti letto che ha l'ospedale San Bortolo, ma che soprattutto può mettere a disposizione di terapia intensiva infettivi. Farete con i medici di base che diventano le sentinelle del territorio, il primo fondamentale filtro tra la malattia e l'ospedale. Stiamo creando una rete che cerca in tutti i modi e di non far entrare il paziente fragile e eventualmente sospetto all'interno dell'ospedale, perché questo è il rischio appunto di un caso intraospedaliero, di un cluster intraospedaliero, e di isolare tutti i pazienti che è possibile che siano positivi a domicilio. In questo caso è strategica la collaborazione con la medicina di base. La prima azione che è stata compiuta è stata quella di passare da un'accoglienza aperta dove c'erano gli studi aperti oppure gli studi con appuntamento e prenotazione a far entrare un paziente alla volta, sia nella forma libera che nella forma su appuntamento, ma adesso si privilegia a tutti l'appuntamento telefonico. Tutto avviene via telefono, dalla ricetta elettronica al colloquio con gli utenti per invitarli a spostare visite e controlli magari alla volta di giugno-luglio. L'invito ai datori di lavoro che lasciano a casa i dipendenti di mandare una domanda al medico. Dai medici di medicina generale ai pediatri, anche per loro telefoni bollenti, passati dal picco influenzale dei bambini a dover affrontare il rischio coronavirus. Al momento continuano le vaccinazioni e i bilanci di salute dei neonati, ma anche i pediatri lanciano un invito. Li invitiamo anche a non frequentare degli ambienti con altri bambini. Adesso per motivi lavorativi le mamme sono sottoposte a un grande stress da parte dei datori di lavoro e quindi vorrebbero trovare delle soluzioni alternative, magari raggruppando ancora in qualche nido in famiglia, quindi con pochi bambini, però questo è molto pericoloso. Intanto le prossime ore potrebbero portare notizie positive. Stiamo in questo momento approntando tutti i controlli per fare uscire domani i primi 4 positivi. Quindi siamo stati a vedere la situazione a Treviso, abbiamo sentito i medici vicentini, ora andiamo a vedere come Belluno affronta l'emergenza. Riunioni quotidiane del Comitato Ordine e Sicurezza Pubblica. Tutti i giorni alle 9:30 a Palazzo dei Rettori si incontrano i vertici delle forze dell'ordine, il presidente della provincia, a campione i sindaci, il direttore generale dell'ULSS Dolomiti. Ma l'incontro vis-à-vis è destinato a durare ancora poco. È intenzione del prefetto collegarsi con i componenti del comitato in videoconferenza. Stiamo organizzando e stiamo ovviamente lavorando su 2 fronti. Uno è quello a cui teniamo moltissimo, che è quello della prevenzione e dell'informazione. È in capo al prefetto il compito di far eseguire le disposizioni del DPCM del 9 marzo scorso, che ha esteso le restrizioni a tutto il territorio italiano. Stiamo anche chiedendo a tutti gli uffici pubblici della provincia e ai sindaci della provincia di comunicarci, di darci assicurazione sull'attuazione delle misure. Stanno arrivando le risposte. Il Comitato svolge azioni di monitoraggio sull'attuazione delle regole previste dalla norma e sull'attività da svolgere sul territorio. Le regole devono essere metabolizzate, ma i bellunesi si stanno comportando bene, dice il prefetto. Questo lo desumo sia dal fatto che appunto non abbiamo avuto riscontri negativi dell'attività di controllo, ma lo desumo anche dalle domande che ci vengono formulate, che lasciano intendere il desiderio di comportarsi secondo le regole. Il messaggio ai bellunesi è quello di rispettare le regole igieniche e di evitare le aggregazioni, in senso assoluto di evitare il contatto con l'altro e stare il più possibile a casa.
In questi giorni vi stiamo raccontando l'emergenza dal punto di vista delle istituzioni, delle aziende sanitarie, dei medici, di tutto quello che può servire per affrontare al meglio questo periodo così difficile. Però la vita di tutti i giorni continua e capita che a una nostra telespettatrice sia successa una vicenda molto particolare, legata proprio al coronavirus e alle difficoltà di spostamento di questi giorni. È venuta a raccontarcela, sentite cosa è successo. Ho ricevuto una richiesta per un colloquio da un'azienda e ho fatto presente le restrizioni per il coronavirus. L'azienda mi ha risposto che o mi recavo al colloquio a mio rischio e pericolo oppure non se ne faceva niente, e quindi ho detto arrivederci e grazie. Già i tempi sono difficili, eppure accade anche questo. A raccontarci una storia che ha dell'incredibile una nostra telespettatrice che risiede a San Zenone e che abbiamo sentito ha ricevuto una chiamata di primo colloquio per un lavoro in un'azienda del Bassanese. Proprio in questi giorni di fuoco, giorni in cui si chiede di restare assolutamente a casa, di spostarsi solo per estrema necessità. E chi ci ha chiamato ha espresso molto rammarico perché ha perso il lavoro ancora prima di iniziarlo, ma soprattutto per avere subito quella che lei definisce un'ingiustizia. Io non voglio creare problemi a nessuno, però sono stanca onestamente di tutte queste ingiustizie e finché la gente tace e non le denuncia andrà sempre avanti così. Non è giusto che innanzitutto venga contattata sapendo perfettamente che non mi posso muovere, e in secondo luogo non è giusto che ti dicano o vieni o il lavoro non se ne fa niente. Mi è sembrata veramente una presa in giro onestamente, perché sapevano che c'erano le restrizioni e non dovevano neanche pensare a una cosa del genere. Quindi io ritengo giusto denunciare questo fatto, non tanto l'azienda in se stessa, perché tutti siamo qui per lavorare e tutti siamo qui per darci una mano, però è giusto che queste discriminazioni si finiscano. Lei dice potevano spostarlo, se l'avessero spostato di qualche giorno, qualche settimana non sarebbe cambiato nulla, giusto? Sì, si pensi che all'inizio hanno anche insistito dicendo che tanto comunque nessuno avrebbe controllato, che potevo anche andare per un semplice colloquio, non c'era nessun problema, che per motivi di lavoro era permesso, al che io ho fatto presente che i motivi di lavoro erano diversi, cioè o eri già dipendente dell'azienda e comunque si trattava di qualcosa che non potevi fare telematicamente, oppure dovevi stare a casa. E ho proposto addirittura una videoconferenza, si parla tanto di digitalizzazione, telelavoro eccetera, e mi è stato risposto che non erano disponibili a una videoconferenza e che questa era l'unica possibilità, o mi presentavo o niente. Lei si sente discriminata a questo punto? Assolutamente sì, perché io ho dato tutta la mia disponibilità e non vedo assolutamente che difficoltà ci fosse a fare una semplice videochiamata in WhatsApp per fare un colloquio che non era definitivo, perché non è che dovessero assumermi, dovevamo semplicemente vedere se potevamo essere utili l'uno all'altro. Quindi non capisco dove fosse la difficoltà, perché essere così categorici assolutamente, non aveva nessun senso questa cosa. In questi tempi più che mai poi le videoconferenze, le videochiamate sono all'ordine del giorno, ma non per tutti. E allora la nostra telespettatrice lancia un appello. Agli imprenditori vorrei dire di cercare di aprire la mente a questo concetto e di rendersi conto che alla fine è un abbattimento dei costi notevolissimo, perché una persona che lavora da casa è un costo per l'azienda decisamente inferiore. E alle donne voglio dire di non arrendersi mai, di continuare sempre ad aggiornarsi, di rimanere sempre aggiornate e di insistere, perché dobbiamo assolutamente insegnare a questo mondo imprenditoriale che la tecnologia è fondamentale. Ce lo sta dimostrando il virus in questi giorni, che le persone che non sanno usare il computer sono isolate. E questa era solo una delle tantissime storie di vita quotidiana che arrivano alla nostra redazione anche in questi tempi di emergenza coronavirus. Adesso raccontiamo invece la realtà del centro di una città come Mestre, che sta facendo i conti da una parte con la chiusura di molti negozi e dall'altra con un parco affollatissimo nonostante le raccomandazioni. Il centro estetico deve rimanere chiuso fino al 3 aprile. Tutti gli appuntamenti vengono cancellati e rinviati in data da destinarsi. Incredibile, il bar,
il bar San Marco, che porta l'omonimo nome della via, è chiuso. Il bar a fianco, questo è un nuovo centro estetico, è chiuso per ferie, dal 10 marzo al 22 marzo. Nel villaggio San Marco a Mestre, come le due attività, chiuse le complessive 10 negli appena 100 passi che contiamo, partendo a ritroso dal civico 158 in poi. Dalla parrucchiera all'estetista, passando per bar e amministratori di condominio, eppure per lo SPID della CGIL. L'avviso al pubblico è sempre lo stesso: chiuso. Chi per ferie, chi per effetto del DPCM, si legge, con la postilla aggiuntiva degna di nota in un secondo centro estetico. Se stiamo tutti a casa risolviamo velocemente questa situazione. L'unico che continua a tenere aperto, lui, l'ottico della zona, nonché vicepresidente della municipalità di Mestre. Circondato dal deserto totale. Sì, infatti abbiamo fatto questa lunga carrellata di questi negozi che appena 100 metri sono tutti chiusi. Obbligati da una questione giustamente igienica, perché il centro estetico ha chiuso, le signorine qui vicino che lavorano a portata di viso a viso hanno chiuso, alcuni stanno molto attenti, però la sensazione è che giorno dopo giorno, finché le cose non si risolleveranno, chiuderemo tutti. Pochi metri più avanti, al Parco San Giuliano, la situazione è diametralmente opposta. Qui pullula di gente. Preoccupazione c'è. E però come mai siete venuti al parco nonostante anche per un po' prendere un po' d'aria, la bambina non può stare tutto il giorno a casa. Cioè, si sa che la preoccupazione c'è, però per andare a fare le spese bisogna andarci. Giustamente, se dopo faranno un divieto assoluto, lo rispetteremo. C'è chi fa jogging, chi seduto alle panchine, ciclisti, compagnie di ragazzi a passeggio o comodamente seduto al bar a prendere il sole che sembra di stare in un mondo parallelo. Forse sarebbe opportuno pensare che si chiude tutto per 15 giorni. In questo credo che la proposta di Zaia non sia peregrina. E anche la Marca sta facendo i conti con le chiusure di moltissimi negozi e anche con l'imposizione da parte dei comuni del blocco dei mercati settimanali, che in Veneto insomma rappresentano una tradizione molto forte, a eccezione dei banchi di alimentari. Andiamo a vedere qual è la situazione. Si sta allungando in tutta la Marca la lista dei comuni che con ordinanza specifica stanno sospendendo anche i mercati settimanali fino al 3 aprile, provvedimenti che fino a pochi giorni fa, forse ore, sembravano impossibili, ma l'emergenza è emergenza e la necessità ormai è anche quella di evitare il rischio di assembramenti all'aria aperta. Difficile mantenere le distanze di sicurezza tra le bancarelle, da qui lo stop da Cornuda, Conegliano passando per Pieve di Soligo e Treviso. I mercati settimanali, i mercati rionali non consentono di tutelare adeguatamente la salute dei cittadini, quindi è un provvedimento che abbiamo deciso di assumere, così come altri comuni naturalmente, a salvaguardia dei cittadini, perché il messaggio deve essere chiaro: per tutto ciò che non è strettamente necessario restate in casa. Ma lo stop non riguarda soltanto i mercati settimanali, tante infatti sono le attività commerciali che stanno chiudendo a macchia di leopardo senza che vi sia un obbligo preciso. Basta farsi un giro per il centro di Treviso tra saracinesche abbassate e cartelli di arrivederci. Calo dei clienti e del fatturato da un lato, senso di responsabilità dall'altro, in mezzo anche l'impossibilità di far rispettare nel concreto le misure del governo. Per quanto uno si impegni, queste norme è difficile che in un locale non ci sia modo di tenere il contatto, per cui abbiamo deciso di chiudere. Insomma, la cosa più immediata che mi è venuta da pensare è: non mi prendo la responsabilità di questo tipo di situazione, insomma. A baristi e negozianti trevigiani arriva il plauso del comune nelle ore in cui limitare il contagio è l'unico obiettivo. E ringrazio tutti coloro che autonomamente hanno fatto appello al proprio senso di responsabilità e adottato in autonomia questo provvedimento. Allora, vediamo rapidamente quelli che sono i dati a livello nazionale, perché l'ANSA ci fa sapere che nonostante siano numeri molto importanti non si riesce ancora a dare un quadro reale della situazione. Parliamo di 10.590 malati di coronavirus in Italia, 2.076 più di ieri, che fanno impennare il totale dei casi a 12.462, comprese le vittime e i guariti.
Non ci sono infatti ancora gli elementi per parlare di picco in un paese che presenta una situazione a macchia di leopardo, lo dice il direttore del Dipartimento Malattie Infettive dell'Istituto Superiore di Sanità Giovanni Rezza. I prossimi 14 giorni, dice il direttore dell'Istituto Superiore di Sanità, saranno cruciali per capire l'andamento dei casi. Come vi avevamo detto prima, entro 3 o 4 giorni al massimo si avrà anche in Veneto il picco mai raggiunto prima dell'utilizzo delle terapie intensive. Da quel punto in poi si capirà se l'andamento dell'epidemia di coronavirus sarà verso l'alto, ancora verso nuove vette che insomma preoccupano molto tutti quanti, oppure se ci sarà una svolta verso il basso. Secondo quanto riferiscono le autorità, questa svolta è possibile anche grazie ai comportamenti di ognuno di noi. Ci è stato chiesto di rimanere in casa, di non andare fuori, di non andare a spasso, di non fare cose che non siano essenziali. Ci si può recare al lavoro con l'autocertificazione, con le certificazioni che forniscono i datori di lavoro, ma non è il caso di spostarsi se non è davvero necessario. Questo vale per il momento. Se questa notte o domani mattina arriverà invece un ulteriore step nella gestione dell'emergenza, quindi la chiusura, come è stato chiesto dalla Lombardia e anche il Veneto sembra accodarsi almeno idealmente a questa proposta, di tutte le attività non essenziali, quindi eccezione fatta per alimentari e farmacie, c'è il rischio che la situazione degeneri ulteriormente. Detto questo, noi facciamo una breve pausa, ci rivediamo fra pochi minuti.